però vecchi ricordi, insomma, quella volta che andai a casa sua a parlare col papà, che lui giocava qui nel Bearzi all'epoca e l'abbiamo portato all'Udinese e spesso e volentieri mi ricordo questa cosa. Sono passati anni da quando Angelo Trevisan, responsabile del settore giovanile bianconero, ha convinto il piccolo Guglielmo Vicario ad approdare all'Udinese. Non deve essere stata una fatica per un ragazzo che sognava di vestire il bianconero? Ora Guglielmo, grazie alla sua famiglia, è diventato grande e ha conquistato l'Europa League da protagonista assoluto in quel di Bilbao con la maglia del Tottenham, con tanto di gran parata nel finale. Diciamo il ragazzo è un ragazzo intelligente, poi diciamo che dietro c'è una famiglia che non gli creava pressione, io ho avuto modo di conoscere il papà, persone molto tranquille e bisogna farli, non credevo che era un buon portiere ma non credevo mai che facesse questa carriera, complimenti a Guglielmo. Della serie, chi l'avrebbe mai detto? Oscurato da Meret e Scuffet nelle giovanili, poi la scelta di ripartire dalla Serie D, da Fontana Fredda, prima di una scalata impressionante ottenuta con lavoro, sacrificio. Per Guglielmo non esiste un giorno di ferie, o quasi, solo lavoro, anche off-season nella palestra dell'amico Matteo Cencic. Guglielmo è un ragazzo intelligente, ambizioso, ma molto umile per il livello di popolarità che ha raggiunto. Si allena fortemente, molto meticoloso. Un aneddoto particolare che mi viene in mente, sono stato a Londra a inizio febbraio e davanti a un tè gli ho detto Guglia, vincerete l'Europa League. Lui mi ha guardato e mi ha detto Matte, me lo auguro, ma dai suoi occhi avevo capito che questo grande traguardo poteva essere raggiunto. È stato incredibile, il prossimo anno giocheranno la Champions e giocheranno la finale di Supercoppa qui a Udine, una coincidenza del destino incredibile, sarà un evento fantastico per un ragazzo di Udine. Un ragazzo voglioso, grintoso, sempre attivo, così è diventato un gigante della porta che ormai è in pianta stabile in nazionale, perché di certo non è arrivato all'Udinese con l'etichetta del predestinato, ma poi la storia l'ha scritta col sudore e con le sue mani, le sue manone che da anni in Premier League stoppano i tiri dei migliori attaccanti e che hanno alzato al cielo l'Europa League a Bilbao, sperando di poter fare il bis nella sua Udine il 13 agosto con la Supercoppa. La sua carriera veramente è strepitosa ed è in continua ascesa. Giustamente ha preferito mettersi in discussione e costruire il suo futuro da altre parti. Me lo ricordo come un ragazzo sempre molto attivo, sveglio e con una voglia incredibile di lavorare, di fare, di conoscere, capire. E la sua caparbietà nell'affrontare la singola seduta d'allenamento e quindi è uno che ha dato tutto per arrivare sicuramente. È una cosa che fa piacere a lui, a noi, vederlo ritornare in campo qui al Blue Energy e gli faccio un grande in bocca al lupo e spero di riabbracciarlo presto.